Buonasera, alle principali notizie. È ricoverata in gravissime condizioni la ragazza che a Piazza Armerina si è lanciata dall'auto in corsa al culmine di una lite con il fidanzato. La polizia ha sentito un testimone che avvalora la tesi del gesto estremo. Nuova strage di migranti nel canale di Sicilia, nel naufragio, morte 7 persone, 2 a bordo della nave SOS Humanity. Donna dispersa a Favara, arriva al 112 l'annuncio è viva, ma era una notizia falsa, identificata la donna, adesso indagata per procurato allarme. A Catania blitz contro la pedopornografia online, la polizia postale scopre migliaia di file con immagini di bimbi violati, 3 arresti e 2 denunciati. Si riaccendono polemiche e dubbi sul futuro del centro di cardiochirurgia pediatrica di Taormina, la fondo dei 5 Stelle che parlano di numeri gonfiati forniti dal civico di Palermo. A Catania, materassi e divani sotto gli archi della Marina, primo biglietto da visita della città per i turisti che sbarcano al porto. A Siracusa, in azione i volontari di Lega Ambiente per ripulire il parco della Pizzuta e lanciano un appello: rispettate l'ambiente. Domani il derby Catania-Siracusa con diretta in chiaro su Telecolor, fra i rossazzurri recuperato Caturano, mentre si attenderà fino all'ultimo per Forte. Buonasera, eccoci. Resta ricoverata in gravissime condizioni la ragazza che si è lanciata dall'auto in corsa al culmine di una lite con il fidanzato, è caduto a Piazza Armerina. Intanto la polizia ha ascoltato alcuni testimoni. Sentiamo Rita Cinardi. Appare sempre più concreta l'ipotesi che la ragazza di 19 anni di Piazza Armerina, arrivata in ospedale con una grave emorragia cerebrale, possa essersi lanciata da sola dall'auto in corsa guidata dal fidanzato al culmine di un litigio con il ragazzo. In queste ore i poliziotti stanno ascoltando alcuni testimoni che avrebbero assistito al ferimento della giovane. Uno in particolare, un autista delle ambulanze del 118, sarebbe stato il primo a soccorrere la 19enne. L'uomo si è accorto di quanto stava accadendo mentre era affacciato dalla sua abitazione del quartiere Casalotto, nella periferia del paese, e subito si è precipitato in strada. All'inizio, secondo il racconto dell'uomo, la ragazza era ancora vigile e cosciente, si lamentava del dolore e sentiva freddo. Il soccorritore le ha messo una coperta addosso in attesa che arrivasse un'ambulanza e mentre ha notato la disperazione del fidanzato. Il ventenne infatti a sua volta camminava con la testa tra le mani, pentendosi di quel litigio che aveva scatenato il gesto della ragazza. Intanto le condizioni della giovane, ricoverata nel reparto di rianimazione dell'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta, dove giunte nell'isoccorso, sono sempre gravi ma stabili. La 19enne è tenuta in coma farmacologico e la prognosi rimane tuttora riservata. Almeno 9 i migranti morti nell'ennesimo naufragio della Speranza nel canale di Sicilia, tra i sopravvissuti una madre e un bambino con gravi ustioni, portati d'urgenza a Lampedusa, dove attualmente sono 804 i migranti ospiti nell'hotspot dell'isola. Orazio Longo. Il racconto è ancora una volta di quelli da brividi. Secondo quanto riferito dai sopravvissuti soccorsi da SOS Humanity nel canale di Sicilia, 7 persone sarebbero morte in mare annegate, mentre altre 2 sono decedute a bordo della ONG che le aveva tratti in salvo dirigendosi verso Porto Empedocle. I migranti si trovavano almeno da 4 giorni a bordo di un gommone in avaria, mentre si trovava nella zona di soccorso maltese a sud-est di Lampedusa, colpito da onde alte fino a 3 metri, senza mezzi e con provviste insufficienti. Diversi dei 34 naufraghi portati a bordo di Humanity sono arrivati in stato di incoscienza e molti di loro riuscivano a malapena a stare in piedi. Tutti erano disidratati e in ipotermia. Una madre e il suo bambino hanno riportato gravi ustioni causate dalla miscela di benzina del gommone e acqua salata e sono stati condotti assieme ad altre 3 persone dalla Guardia Costiera al poliambulatorio di Lampedusa. Il forte vento ha reso particolarmente difficili i soccorsi aerei, l'ennesima tragedia del mare che si ripropone nella ricorrenza del 12° anniversario del naufragio del 3 ottobre che provocò 368 morti a Lampedusa. Continuiamo ad occuparci della donna dispersa a Favara, questa volta perché è stato lanciato un allarme al 118 che segnalava appunto che la donna fosse viva, ma in realtà si trattava di una falsa notizia. Così è stata identificata la donna che aveva lanciato questo allarme anche sui social e adesso è indagata appunto per procurato allarme. Sentiamo il servizio.
Un falso allarme questa mattina ha riacceso per qualche ora le speranze di ritrovare Marianna Bello, la 38enne di Favara scomparsa dopo il nubifragio del 1° ottobre. Una telefonata al 112 di una donna che sosteneva di aver sentito le grida di Marianna provenire dal convogliatore di Piazza della Libertà a Favara ha fatto scattare immediatamente i soccorsi. Sul posto si sono precipitati vigili del fuoco, polizia, carabinieri e guardie di finanza insieme a centinaia di cittadini e familiari. I vigili del fuoco hanno ispezionato il convogliatore, ma nessuna traccia della donna. La notizia si è diffusa rapidamente sui social, generando scalpore e false speranze. La donna, autrice della chiamata, è stata individuata, ascoltata dai carabinieri e denunciata per procurato allarme. Intanto le ricerche continuano nel vallone di Contrada Chimento tra Favara e il villaggio Mosè, dove nei giorni scorsi sono stati trovati la borsa, il cellulare e altri effetti personali di Marianna. Sul posto operano vigili del fuoco, protezione civile e forze dell'ordine con cani molecolari e droni che sorvolano la zona alla ricerca di indizi. Le operazioni proseguono senza sosta, ma di Marianna purtroppo ancora nessuna traccia. Pedopornografia online, migliaia di file trovati nei PC di persone insospettabili, 3 arresti. Le indagini della coordinata della Procura di Catania ha coinvolto 5 province. Tonino De Mana. 3 persone sono state arrestate in flagranza di reato e 2 denunciate dalla Polizia Postale di Catania per detenzione e condivisione online di materiale pedopornografico. Durante l'operazione, coordinata dalla Procura di Catania ed eseguita tra Sicilia e Calabria, gli investigatori hanno sequestrato decine di migliaia di file illegali, in molti casi trovati in personal computer di persone insospettabili e di varie estrazioni sociali. E anche di età, infatti arriviamo fino ai 70 anni di età, varie fasce di età, varie fasce sociali, di lavori diversi, di professioni diversi, alcuni degli indagati hanno dei figli minori. Indagine scaturita grazie a dei tool investigativi molto sofisticati di cui ci avvaliamo come Polizia di Stato, che ci consentono di geolocalizzare gli utenti che scaricano, divulgano immagini di o video di pornografia minorile, quindi riusciamo a localizzare sul territorio quali sono questi utenti. Gli approfondimenti investigativi della Polizia Postale hanno consentito alla Procura di emettere decreti di perquisizione personale di informatica nei confronti di tutti gli indagati di età compresa tra i 30 e i 70 anni e residenti nelle province di Siracusa, Ragusa, Messina, Caltanissetta e Reggio Calabria. Si alzano i toni sul futuro del centro di cardiochirurgia pediatrica di Taormina, soprattutto perché i numeri che vengono fuori dalle relazioni e i confronti con il civico di Palermo non convincono nessuno. E così arriva anche l'affondo dei 5 Stelle che al punto alla trasmissione dice che parlano di numeri gonfiati. Francesco Triolo. A denunciare per prima è stata la CISL di Messina. Qualcosa nei numeri della rete sanitaria tra il CCPM di Taormina e la cardiochirurgia pediatrica del civico di Palermo non torna. Come non torna la definizione di Taormina come Spock di Palermo. Il gioco delle 3 carte, ha detto qualcuno. CGIL e UIL hanno reiterato l'allarme, così come il Movimento 5 Stelle. Su Palermo sarebbero stati dichiarati numeri e valori gonfiati o comunque fuorvianti che attribuiscono un peso medio alle procedure chirurgiche eseguite, 5,5 per il 2004 e 6,5 per il 2005, ben più alto di quello reale se riferiti alla disciplina della cardiochirurgia pediatrica. Il civico non supera valori di 2,2-2,3, mentre Taormina viaggia stabilmente sopra 3,61. I numeri sembrerebbe che siano stati aumentati inserendo non solo gli interventi chirurgici della cardiochirurgia, ma anche i ricoveri e le eventuali visite che sono state inserite. Su questo i colleghi De Luca e Gilistro daranno con certezza e contezza i numeri reali. Il rischio concreto è quello che il Bambin Gesù di Roma decida di rinunciare alla sua presenza, lasciando di fatto il San Vincenzo e portando con sé medici e sanitari che hanno fatto diventare il reparto di Taormina un'eccellenza riconosciuta a livello internazionale. A Vittoria adesso ennesimo episodio di violenza contro il personale sanitario, aggrediti da un paziente, l'addetto alla sicurezza, un medico e un infermiere. Veronica Barbarino. Nuovo episodio di violenza contro il personale sanitario.
Questa volta accade al pronto soccorso di Vittoria, dove un uomo in attesa di visita, dopo essersi toccato i genitali in modo plateale, è stato fermato da una guardia giurata. Alla richiesta di interrompere il comportamento, il paziente ha reagito aggredendo prima l'addetto alla sicurezza e poi un medico e un infermiere. Quest'ultimo ha riportato la frattura di un polso. L'aggressore è stato poi fermato dalla polizia presente nel presidio ospedaliero e condotto in commissariato. Un fenomeno in aumento, quello della furia contro i professionisti della salute, che porta a chiedere più rispetto per non compromettere la qualità dell'assistenza ai cittadini. Aggressioni non giustificate, in quanto il proprio lavoro è quello appunto di aiutare le persone. Riteniamo che è importante invitare la società e tutti gli organi provinciali per discutere e cercare delle soluzioni a questi eventi. Sull'accaduto via social interviene anche il senatore vittoriese di Forza Italia Salvo Sallemi, ricordando che il governo ha inasprito le pene per chi aggredisce il personale sanitario, pagando un prezzo altissimo. A Palermo, vigili urbani ancora nel mirino, nei pressi dei Quattro Canti. Infatti un vigile è stato aggredito a calci e pugni da un ragazzo che non si era fermato all'ALT. Marco Gullà. Ancora aggressione ai vigili urbani a Palermo, la quinta da inizio anno, corso Vittorio Emanuele, all'altezza dei Quattro Canti, in transito in due su un monopattino senza casco protettivo, non si fermano all'ALT della polizia municipale e l'uomo alla guida del mezzo aggredisce uno dei due agenti intervenuti. Un ragazzo e una ragazza, entrambi palermitani, lui sui 20 anni, lei minorenne, dopo il rifiuto a collaborare e fornire i documenti per la contestazione delle violazioni commesse al codice della strada, l'uomo alla guida del mezzo fa scendere la ragazza e tenta di scappare, lanciando insulti e sputando contro l'agente che aveva cercato di bloccarne la fuga, posizionandosi davanti al monopattino. Poi lo aggredisce a calci e pugni. Nella colluttazione, che all'agente è costata una prognosi di 7 giorni, anche la bodycam che aveva indosso viene scaraventata per terra e si danneggia. Il ragazzo viene arrestato. Episodi su episodi, vigili urbani aggrediti e malmenati, come nei pressi del Policlinico, quando un agente fu aggredito a testate da due posteggiatori abusivi, o i vigili accerchiati e minacciati alla Vucciria, o altro episodio a fine settembre, quando una vigilessa fu aggredita a calci e pugni da un uomo negli uffici del giudice di pace. A Siracusa si è staccato l'intonaco dal soffitto dell'androne principale dell'istituto alberghiero Federico II. Ad accorgersene ieri sono stati i collaboratori scolastici, quando al mattino hanno aperto la scuola, che comunque è rimasta quasi deserta per l'adesione degli studenti alla manifestazione pro-Palestina. E ieri come oggi a Catania si continua a dormire sotto gli archi della Marina. Il degrado regna sovrano sotto lo sguardo attonito dei turisti. Tonino De Mana. C'era detto che una volta dicevano andiamo a cuccare sotto l'archi della Marina, possono venire a coricarsi. 2 materassi, uno con la scritta Esercito Italiano ed un divanetto. Non è una zona comfort, ma lo scempio che si consuma sotto gli archi della Marina e sotto gli occhi dei croceristi che sbarcano a Catania. Il primo impatto non è certo dei migliori. Da dove vieni? Dalla Svizzera. Cosa hai visto per primo a Catania? Le materassi lì. Ma in Svizzera ci sono i materassi in giro per le strade? No, non ci sono. Lei è appena arrivato a Catania e la prima cosa che ha visto cosa è stato? La sporcizia per strada. E lei da dove viene? Da Firenze. E lì invece com'è la situazione? Come qui. Tutto il mondo è paese? Purtroppo sì, nel bene e nel male. Sotto gli archi, che ogni tanto perdono pezzi, si fa largo anche la vegetazione spontanea e il verde incolto non è certo un bel vedere, specie se poi viene immortalato e magari postato sui social. Quando viene un turista fa delle foto e quando vede questi tumuli di spazzatura li sottolinea con queste fotografie e non è un bel biglietto di visita per Catania. Che immagine si fa il turista che viene a Catania? Di una città sporca. Questo si fa, con questi tumuli di spazzatura si fa l'immagine di una città sporca. E secondo lei tornerà? Secondo me no. Completano il quadro gli attraversamenti pedonali sbiaditi, strade e marciapiedi disastrati e gli immancabili rifiuti. La cartolina finale che vi mostriamo arriva da via Porta di Ferro, all'altezza del civico 61. Non la spediamo a nessuno, la teniamo per noi senza affrancarla, ma con una semplice scritta. Saluti da Catania.
Una breve pausa e poi i fondi europei in sostegno della pesca siciliana in grave crisi. La pesca siciliana in crisi profonda approda a Bruxelles, al centro del confronto il futuro del settore in Sicilia, tra le richieste il rinnovo della flotta, la riforma della politica comune della pesca tenendo conto delle specificità dei nostri mari e una programmazione sostenibile senza tagli. Laura Spanò. Da Bruxelles arriva una boccata d'ossigeno per il settore della pesca siciliana attualmente in grave crisi. Nel nuovo bilancio ci saranno 2 miliardi in più per le priorità di pesca e acquacoltura al di fuori della dotazione organica. Si tratta di quel segnale di apertura da parte dell'UE tanto auspicato dai rappresentanti della pesca siciliana. Chiediamo una governance di questa parte del Mediterraneo che è il canale di Sicilia, in cui la UE faccia sentire la sua voce imponente insieme con i paesi transfrontalieri. Chiediamo investimenti per la flotta. Oggi noi pescatori siamo qui a rappresentarci appunto per creare un equilibrio che ci possa permettere di rispettare le regole, che è quello che vogliamo fare, anche perché noi di base vogliamo curare il nostro mare, perché è da lì che arrivano le nostre risorse, nel rispetto delle regole. Di vicinanza alla Sicilia e ai pescatori siciliani ha parlato il commissario Cadis, sottolineando l'impegno dell'Unione Europea a cercare soluzioni sostenibili per il futuro e la resilienza della pesca siciliana. Giornata di pulizia al Parco della Pizzuta nella periferia nord-ovest di Siracusa. I volontari di Lega Ambiente, tra cui tanti ragazzi, hanno raccolto rifiuti con un obiettivo: diffondere la cultura del rispetto appunto dell'ambiente. Francesco Loi. Una giornata dove al centro si mette la cura dell'ambiente. Siamo nel parco intitolato al beato francese Ozanam, alla Pizzuta, nella periferia nord-ovest di Siracusa. Eccoli i volontari all'opera. Oggi siamo qui in questa manifestazione pacifica insieme alle famiglie, ai ragazzi, ai bambini e alle bambine, per dire che ogni gesto conta. Oggi giornata importante per noi del nautico, per noi l'ambiente è molto importante, soprattutto anche per le acque marine che ad oggi sono molto inquinate, così come è inquinata la nostra città. Tra di loro ci sono anche alcuni ragazzini speciali. Bisogna tenere l'ambiente pulito e la natura pulita, bisogna dare buon esempio a tutti quelli che non lo fanno. Una giornata di pulizia organizzata da Lega Ambiente, sì, per pulire il parco, ma soprattutto per ribadire l'importanza del rispetto della natura. Importante dare l'esempio e tenere questi luoghi puliti è segno di civiltà ed è segno di cura della natura del territorio. Di cura del creato ne parlava spesso Papa Francesco, che ha pubblicato l'enciclica Laudato Si, adesso anche Papa Leone. E il 4 ottobre è proprio la giornata del Santo di Assisi, patrono d'Italia. Francesco che parlava agli animali, amando tutto ciò che è natura. Un amore che oggi forse non è più così tanto diffuso, e a dimostrarlo sono i fatti. Breve pausa e poi il calcio. Il Palermo batte lo Spezia 2-1 e poi il Catania che si prepara al derby di domani contro il Siracusa.